settore fondamentale, la moda non è soltanto leggerezza, perdita di tempo come qualcuno ritiene, è un comparto fondamentale dell'economia lombarda e dell'economia italiana, c'è anche divertimento, colore, i colori piacciono anche a me, la creatività di tanti nostri stilisti riecheggia la creatività dei nostri grandi artisti, dei nostri grandi architetti nel corso della storia. Lo stilista oggi, se è capace veramente di inventare, è qualcuno che assomiglia al grande artista di ieri, Leonardo, Raffaello, Brunelleschi. Questi sono i punti di riferimento degli stilisti e dei creativi contemporanei di oggi. Il colore, innanzitutto il colore oggi è una cosa molto importante, lui veste bene i colori e questa collezione è la collezione adatta al Presidente, perché vedrete delle cose mai viste. Il Presidente sarà veramente onorato di essere venuto qui per vedere che cosa rappresenterà lui con questa nuova collezione. Mi ha colpito una camicia particolare che aveva indossato in una trasmissione televisiva, un po' hawaiana in eccesso, ma insomma ci capiamo. Ed ho immaginato che fosse una scelta per svecchiare l'immagine del politico in generale. Lui è un bell'uomo, è un po' un clown, è piacevole. Si può permettere questo? Formigoni io lo considero il politico più elegante, perché ha sempre una ricercatezza però easy, leggera, insomma, e la camicia e poi cambia abbastanza senza travolgere però la sua immagine. Ha un'immagine giovane, piacevole, che rappresenta molto bene Milano, capitale della moda. Non lo so, se sta bene lui, io credo che ognuno deve stare bene nella sua pelle, no? Quindi se lui si sente bene, sta bene in assoluto. Mi ha sempre fatto molta simpatia Formigoni perché è un soggetto molto ampio, una volta cambia, molto camaleontico anche nel suo modo di fare, no? Quindi bello, ben venga anche questa ventata di moderno, di allegria, di gioventù, perché Formigoni fondamentalmente è un uomo molto giovane, quindi bravo Formigoni. Lo vedo bene, a patto che stia in forma col peso, perché i colori sgargianti quando si è sovrappeso non vanno bene, quindi se riesce a mantenere la linea che ha ora può andare avanti così.